Adesso possiamo vedere il gruppo che si riporta su Johansson e c'è Paolini, Moser nelle prime posizioni. Un finale che consente anche colpi di mano in quanto che la strada è in leggera ascesa. Si era portato sui primi anche Porrini. 4 chilometri alla conclusione, un nuovo attacco. Vedete la maglia iridata di Moser nelle primissime posizioni. Sentiamo una battuta telegrafica, un giudizio su questo giro del collega Mario De Angeli. Io in questi giorni ho visto il giro alla televisione, l'ho ascoltato alla radio e devo dire che è veramente un grande giro. La gente si entusiasma e cominciano già le scommesse come ai bei tempi del grande ciclismo. Ecco, se tu dovessi scommettere su qualcuno, su chi scommetteresti? Ma io ancora scommetterei su Moser, però scommetterei mica tanto. Ecco, ora De Moink si è portato in testa, siamo proprio nelle fasi conclusive e De Moink a questo punto si porta decisamente in testa per evitare che qualche diretto interessato alla classifica finale possa scappargli proprio in questi 4 chilometri. Non deve lanciare lo sprint di Van Linden, ma deve ora difendere e lo fa di persona la propria maglia rosa. Sono proprio queste azioni che dimostrano la forma attuale della maglia rosa. Una maglia rosa che di persona si porta in testa al gruppo, non manda i propri gregari, ma proprio a livello dimostrativo. Ora vedete Baronchelli a livello dimostrativo, si tratta di Gaetano Baronchelli, ha preso decisamente in mano il comando delle operazioni. A voi? Sentiamo una notizia che ci porta Mario De Angelis, una notizia a sensazione. Oggi alle 4:30, alle 16:30 Eddy Merckx, proprio in questo momento, proprio in questo momento Eddy Merckx ha organizzato una conferenza stampa per annunciare il suo definitivo abbandono del ciclismo. Esce così di scena uno tra i più grandi protagonisti, forse il più grande di questi ultimi anni. Esce di scena, diciamo, al momento giusto, perché dopo le prove dell'anno scorso e dopo il parere dei medici, Merckx non avrebbe più potuto recitare quella parte che gli competeva. Tanti auguri a Eddy Merckx di poter ritrovare anche nella vita normale quei successi, quei trionfi che ha avuto su tutti i terreni d'Europa per 10 anni. Ecco Moser in contropiede, attacca in contropiede Francesco Moser, si riporta nella scia di un belga. Ha preso come punto d'appoggio Peters. Moser è scattato dal gruppo e lo ha superato, un'azione veramente importante. Mentre Moser scatta, Peters si rialza. 2 chilometri alla conclusione, in questo tratto ancora in leggera ascesa. Davanti a lui c'è la macchina della radio, lo studio mobile. Curve contro curve, un percorso difficile, un percorso che si adatta alla perfezione ai colpi di mano. Moser non si è lasciato sfuggire l'occasione per cogliere un successo parziale e comunque per tentare di recuperare qualcosa in classifica generale. Ancora 1,5 chilometri alla conclusione, un vantaggio che stimiamo in una cinquantina di metri. Moser che avete visto prima lavorare per tamponare le controffensive del gruppo all'inseguimento di Simone Fraccaro, il suo compagno di squadra, lanciatosi in una fuga neutralizzata a circa 8 km alla conclusione, e che ora per riprendere Peters è passato a sua volta alla controffensiva. Ora Moser
dovrebbe essere segnalato all'altezza dello striscione dell'ultimo chilometro, mentre sembra che alle sue spalle l'inseguimento sia condotto da Saronne. Dico sembra perché la telecamera è su Moser, non si può naturalmente in un momento come questo staccare sul gruppo, si favorirebbe l'inseguimento, quindi ho usato il condizionale, ecco lo striscione dell'ultimo chilometro, perché la notizia è giunta ufficiosa qui sul traguardo. Ultimo chilometro per Francesco Moser in questa seconda semitappa dell'11ª giornata del Giro d'Italia, una semitappa che ha portato i corridori da Assisi a Siena, 145 km. La prima semitappa Terni-Assisi, vinta da Zanoni. Ancora 50 metri il vantaggio di Francesco Moser, che ora dovrebbe apparire in fondo al rettilineo. Le telecamere fisse inquadrano gli ultimi 150 metri, ecco le staffette della stradale. 80 metri in favore del Trentino, ecco la Vespa, veloce, sicura e silenziosa, staffetta del giro. Ecco Torriani, e normalmente dopo Torriani appare il gruppo dei corridori, il corridore, e questa volta è Moser che appare solo. Bellissima azione in contropiede di Moser, che ha un centinaio di metri. Moser coglie la sua prima importante vittoria, mentre per il posto d'onore testa a testa fra Gavazzi e De Vlaming, poi De Bal, Pevenage, ecco Gimondi, Knudsen, Johansson, Poggiali, Bellini, Pronca, ecco che arriva Scheuten, poi ecco Rossignoli, poi Crespi, Laghi, ecco Casiraghi, Sant'Ambrogio, poi Bitossi, Cavalcanti, Barone, Iax, Godefroth, Ceruti, Pietro Algeri, Tartoni, Masciarelli, Simonetti, Paolini, Amadori.